Buongiorno, questa mattina molto presto sui social ho intercettato un post di un utente che diceva di aver trovato la casa desiderata, però l'agenzia chiedeva una percentuale spropositata. Mi si è abbassato un po' il tono dell'umore. Io non entro nel merito della provvigione richiesta dai colleghi perché non sarebbe comunque opportuno, però a me dispiace molto perché mi rendo conto che il percepito di quello che è il nostro lavoro e il nostro impegno è effettivamente inferiore rispetto al reale, perché dietro c'è veramente sacrificio, tempo, formazione, investimento in corsi di aggiornamento, disponibilità. Noi non abbiamo orario fondamentalmente, dobbiamo effettuare delle verifiche, c'è una responsabilità, le verifiche sull'immobile, dobbiamo assistere e mediare emotivamente, economicamente, nelle tempistiche, e tutto quello che voi vedete è semplicemente la punta di un iceberg.